Venezia, ciao! Ale! Caricare la bici lì. Perfetta. Piazza San Marco. Salute! Dal bar alla gondola. Salute! Ponte di Rialto. Ombra de Vin. E si parte subito con un bel fuori rotta. Ben, ben, ben. Ciao Bragotters! Ciao Bragotters! Occhio come coppo. Occhio. What's up Bragotters? Ebbene, oh, vento! Oggi, dopo aver fatto 1000 altre bragottate simili, ho deciso di raccontarvi la fantastica storia dell'Ombra de Vin e da dove proviene questo modo di dire. E per farlo non potevo che scegliere di portarvi nella città più bella del mondo. Sì, esattamente lei, Venezia. E per arrivarci ho deciso di farlo in bici. Era ovvio. Infatti, dopo avervi portato a Jesolo e avervi spiegato da dove arriva la parola spritz, schede vai, dopo avervi portato a San Boldo e avervi fatto vedere le donne più belle del mondo, altra scheda vai, oggi era giunta l'ora di tornare alle origini che mi contraddistinguono, ovvero andare a bere una roba. Ma il mio obiettivo finale non è solo di portarvi a Venezia, ma di arrivare nella piazza più storica del mondo, Piazza San Marco. Peccato che arrivare a Piazza San Marco in bici è totalmente vietato, soprattutto con le scarpette della bici da corsa. Ma cosa ha ben pensato di fare il buon Bragotto? Di mobilitare un'intera provincia. No dai, sto scherzando, ma di farmi aiutare da qualcuno di veramente tipico. Ma per vedere tutto questo dovete guardare il video fino alla fine, perché vi aspettano delle sorprese. Così se parla dei canai, dei gondole, dei vin, una sorta di roba epica. È veramente un sacco di anni che non che vo e so proprio semo. Infatti, avendo molto da raccontarvi, prima di tutto vi chiedo di lasciare un like a questo video sulla fiducia, perché ormai me lo vuoi bene, quindi fatelo dai, su, che non vi costa niente, è solo un pollicione lì blu. E cosa più importante, di iscrivervi al canale qui sotto, aia, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina, che c'è un sacco di gente non iscritta. Dai, su, fasi del bene a un veneto. Bardè, dove che ve porto? Aia. Ehi moto. Aia, era un camion. La missione del giorno è berla un'ombra de vin. Sento già il bisogno, Tosi. C'è da dire che il percorso è totalmente pianeggiante e l'unica piccola pendenza che c'è è per tornare a Bassano quando sarò finito. E quindi questa, salve, bei cavei, è proprio una vera bragottata, in quanto non mi sto allenando, sto andando a Venezia proprio a fare il mona. Sì, lo so, ma quanto bello è quando ti vengono naturali ste cose. Io so che voi non ve lo sarete chiesto, ma magari l'avete un attimo notato. Ma perché ho questa borsa? E soprattutto ho questa borsa? Perché dovete sapere che Venezia è una città un po' particolare, soprattutto con i ciclisti. Ma attenzione, quello che sto per mostrarvi oggi potrebbe cambiare la vostra idea sul fatto di raggiungere una città così bella con un mezzo così ecologico, perché di bragottate ne ho fatte e i più fedeli del canale lo sanno bene, ma come questa poche volte. Mi so anche organizzare, che è incredibile rapportato alla mia persona, lo so. Vai qua gasato Roby, in piedi sui pedali. Lo so che ti manca la salita, dagliene qua. Ti manca, vero? Pedalare un pochetto. Dove vai questo? Trisce pedonai. Salve, ovviamente mi ero appena lanciato, ovviamente devo rilanciarmi. Porco cane, il giorno del mercato. Ma noi abbiamo la bici. Poi sono residente, dai. Guardate che carina annuale. Città murata come Bassano, Cittadea, Castelfranco, Asoeo. Mamma, la Parigi-Roubaix, le mie palline qua su San Pietrini. Che bella. Ombretta, già, per abituarmi. Salve. Attenzione, trial. Bullying, slalom, neanche venuta voglia di birretta. Pensa a questi che mi sentono parlare da solo al mercato. E questo è matto, che sboro. Qua, cominciamo a essere nella patria. Quanto è grande sto mercato? A Bassano che se 4 bancarè. Guarda qua che bordeo. Bellissima, buongiorno. Amona. Guarda che beo che se cominci a vedere la laguna. Nonostante l'acqua non è che sia proprio di un gran colore. Però beo se beo. Ogni volta che vengo da ste parti non possono che non venire in mente i Rumatera. Siamo ingestibili. La. Grande, attenzione, sotto passaggio, forse la ciclabile è alla destra, ma non importa, dai tutto qua, giù sei manubri rami, Mado, in piedi sui pedali, 30 all'ora al 20%, forse era il 2, sta a sentare, molto bene, ho fatto la mia anche oggi. Per farvi capire dove sono, vi farò un rebus tipico di Bragotto, pronti? Sono esattamente qui, ovvero a Mestre. No, sono un po' di umorismo, così. E sapete cosa vuol dire questo? Che sono quasi arrivato, con gli unici piccoli problemi che 1, devo arrivare in Piazza San Marco, e 2, che devo anche tornare in Drio stasera. Beh no. Beh, ho lungo. 2 kickflip. Ovviamente ragazzi, per non farci mancare niente, ho sbagliato strada, ma tra i ponti di Mestre e Marghera non mi capisco più. Ma vabbè, voi non fate come me e compratevi un navigatore che vi dia le indicazioni giuste magari. Beh no, cosa vuoi? Ferrovia e ora. Tentiamo questa ciclabile che magari sia a volta buona, che non sbaglio. Speriamo. Oddio, il mare. E barche a motore. Proviamo a fare una immersione. Il motore era proprio da qua. Ovviamente non ho visto l'ingresso della ciclabile e quindi via di bragottata.
Ale. Per fortuna che le bici da corsa le pesa poco. Adesso però devo scavalcare io. Agile come un Maffei. Bravo. Bravo Robby. E ora, dopo l'ennesima bragottata, direi che se ora deve vedere Venezia, ciao! Guarda che bello! Senti l'odore da freschin! E ragazzi, ve lo dico, quando vi capita una bella mona parlement e là sotto sa da freschin, non è bello! I veneti hanno capito, non è bellissimo. Guardate che meraviglia! Ci sono quasi! Che meraviglia di arrivo in bici! Mi farei un tuffo immediatamente, giusto per prendermi 2 o 3 malattie. Però c'è da dire che durante il lockdown, non so se avete visto i vari telegiornali, ma l'acqua di Venezia era pulitissima, appunto perché il turismo era praticamente nullo e un sacco di che non circolavano. Quindi in realtà, se tenessimo un po' cura delle cose importanti tipo la natura, non la vedremo mica in modo così negativo a volte, ma vedremo solo la parte buona che essa sa offrirci. Fa sì, bravi, no? Ma che meraviglia! Basta, faccio sto ponte tutto il giorno adesso, avanti e indrio, avanti e indrio. Ma cosa ho visto? Giusto i manubri, Robby? Andiamo a prendere l'autovelo. Sì, il limite è 70, non so neanche a 50. Eccolo! No, come quella volta a San Marino, no proprio. Ma ora ragazzi, la parte più strana di questa storia è che prima di tutto devo arrivare a Piazzale Roma e poi devo capire come arrivare in Piazza San Marco. E qui scatta la sorpresa. Visto che non è possibile attraversare Venezia in bicicletta, cerchiamo innanzitutto di trasformarci in una persona normale. E quindi da così. Adesso vi spiego. E cosa potevo inventarmi per portare la bici e me stesso in Piazza San Marco? Caricare la bici lì in gondola. C'era qualcosa di più tipico? E tutto questo è possibile grazie a Tour Leader Venice. E adesso Igor spiegherà a tutti voi di che cosa si tratta. Ciao a tutti, buongiorno, mi chiamo Igor e sono una guida locale qua a Venezia. Mi occupo di cosa? Far vedere le bellezze della città in ogni aspetto possibile, partendo dalle zone turistiche, ma a me piace soprattutto far vedere le zone meno battute. Sono per voi. In pratica va benissimo per me. Sì, Robby, infatti siamo arrivati direttamente alla fine del mondo. Abbiamo dovuto mollare giù la bicicletta. Ti sei perso 25 volte, ma se no non eri te. Quindi direi che con me seguiamo la linea. Carichiamo la bici in gondola. Vai, vai. Finisci in acqua sicuro adesso. Ciao, bici. Ciao bici. Ciao bici. Che sporo, ha preso niente, eh? Che sport. La figlia era in gondola. Va benissimo. Così non dovrebbe cascare, vero Said? Perfetta. Bravo. Ale, qua? No, va bene. Beh, ragazzi. Ora vi presento il gondoliere. Sembra un gondoliere almeno. Più o meno. Che ha un nome tipico veneziano. La cae dei razze. E si chiama Said. Ciao. Said, raccontami in 2 parole che cos'è una gondola e quali sono le sue caratteristiche. È una barca tipica veneziana, lunga 11 metri, larga 1,40 m, costruita 280 pezzi più o meno. La barca di rappresentanza di Venezia, come potete vedere. Che sboro. Esatto, per dire che quando si vede una bella gondola come questa si dice che sboro. E non solo vi porto a bere un'ombra de vin, vi faccio anche vedere le meraviglie moderne di Venezia, ovvero una delle ultime opere di Banksy. No male, che meraviglia. Pensatela con l'acqua alta. Tra le altre cose strane di Venezia ci sono i pompieri. I pompieri in acqua. Avete mai visto dei pompieri in acqua? A cosa servono i pompieri a Venezia? Sinceramente ci sono un sacco di fuochi che potrebbero capitare ogni tanto, ma anche la vecchietta o l'ubriaco che cade giù nel canale. In effetti. Questo è il ponte dell'Accademia, costruito circa 100 anni fa come ponte temporaneo, ma è rimasto temporaneo. Cos'è quello? Quello è il Guggenheim. Peggy è seppellita assieme ai cani nel giardino. Ugo! E quello cos'è? Ma è la nostra casa Cadario, la casa più infestata dagli spiriti di tutta la laguna. Oh la madonna, lì. E ad esempio di questo hotel chi è che ha soggiornato? Ernest Hemingway. Ogni volta che tornava dall'Africa o dai suoi viaggi veniva a soggiornare esattamente qua al Gritti Palace, dove si beveva l'amarone. Ah, ecco perché. Buon gustaio Ernest! E questa chiesa invece che cos'è? Chiesa di Santa Maria della Salute, costruita a metà del 1600 per dire grazie alla Madonna che ha fermato la peste. Sotto si pensa che ci siano circa 1 milione di palang che arrivano direttamente dalle Dolomiti o dalla zona del Cansiglio, grazie al fiume Piave. Tutte le Dolomiti là, insomma. Praticamente sotto sì. Ma è polizia locale? Fai multe che hai là? Sì, i ganca al radar e te ferma. Tipo Baywatch. E incredibilmente ragazzi siamo a Piazza San Marco. Pazzesco. Velocissimi, grazie a Said che c'ha i reattori al posto delle braccia. Said, non hai 2 muscoli là, hai 2 pistoni. Che sboro, ti può ben dirlo. Mentre tagliamo qua le bici. Grazie Said. Ma tranquillo, ecco. Op. Ma che bomba. E per non farci mancare niente. Cos'è? Vuoi arrivare in Piazza San Marco e non bere un'ombra? La sua bottiglia, mi serve solo un bicchiere. 2, dai. 2. Vale. No. Salute. Evviva! Salute. Evviva. Salute.
che bon. Andiamo, dai. No, bisogna stare, no. Per riconoscere chi è un vero veneziano da un turista si fa il giro. Nessuno dei veneziani passerà in mezzo alle colonne perché porta sfortuna. E a Venezia diciamo te fasso vedere mica ora che sei, perché qua venivano impiccati. L'ultima cosa che vedevano prima di essere impiccati era l'orologio. Ok, passiamo di lato. Come mai l'acqua sgorga da là? Siamo nelle 6 ore che l'acqua sale, periodo di acqua alta, e adesso praticamente è una delle punte massime. Beh, no, mi tocca star qua. Guardate la meraviglia di Piazza San Marco con l'ombra dei vini. Chi è che suona là? Sono i mori di Venezia che ogni ora battono sulla campana. Fantastico. A me sembra che non ci sia così tanta gente a Piazza San Marco per essere una bellissima giornata di settembre. Ma Igor, che cosa è cambiato dall'anno scorso ad adesso? L'anno scorso c'erano qualcosa tra i 26 milioni e i 30 milioni di turisti annui. Siamo passati che il 2 di giugno post lockdown c'erano 6-7 persone. Adesso praticamente siamo in Germania perché quasi tutti pagano tedesco. Fra poco festeggeremo l'Oktoberfest. E con una città così bella ci sono pochissimi italiani. Ah, che fatica. Cioè, ragazzi, fa veramente caldo il sole. Serve quasi da andare all'ombra del campanile. Oh, senti che freschin. Bene, questa cosa ricordatevela perché dopo vi tornerà utile. E quindi guardate il video fino alla fine. Oh, Igor, mi raccomando, non passare in mezzo. No, adesso che lo sappiamo facciamo il giro alla larga. Alia di qua. Oh, Said, basta birette, andiamo, dai. Ma cosa? Non sta mirando un picco. Said, Non mangiarti un attimo tre bire che bevemo tutti. Ciao ragazzi, grazie. Che bello, che bello. Said, dove vai tu? Ma che è la gondola? Qua con la bici? Oh, una biretta. Copa. No, dammi. Quante sentare? Oh, pela. Il passaggino qua. Said, la testa. Le fiori qua. E ragazzi, questo è il Ponte dei Sospiri. Chi non lo conosce, è meglio che studi un poco. Bellissimo. Robby, è questo il momento che devo baciarti? No. Ah no, scusa, no. Hai una figa comunque. Ah, Said, tutte patate che sei a Venezia, no, anzi se mi porta a casa Robby. Questo passava. Oh. Said, io te lo dico, è tanto basso qua, È che passiamo a peo. Fammi vedere. Sì, dai. Dipende che corni che te ga, Said. Oh, yeah. Tasi cosa sei in casa. Grande! Non lo facevo così atletico, Said. Hai visto? No. Era il braccio di Said, da un Mi occhio. chiamava The Gunter. Tutti sanno che nelle gondole c'è il clacson. Bip. Ah no, scusa. Sì, è un clacson a motore, funziona a volte a pile, dipende quanta energia si ha o quanto prosecco si beve. Oh la madonna. E questa che cos'è? Questa qua è la chiesa dei miracoli, è l'unica chiesa che è decorata a 360 gradi a Venezia col materiale di scarto della Basilica di San Marco, è unica chiesa sviluppata nel canale. Che meraviglia. E ora, con tanto di gondola in retromarcia, ragazzi, Buongiorno. salve. Igor mi ha portato direttamente al bar, senza scendere dalla gondola in pratica. Prosecco? Ricarica, dai. 3 ombre, grazie. Fermi? Adesso sì, siamo fermi. Grazie. Salute! Viva! Grazie. Direttamente dal bar alla gondola, insomma. Cosa, Id? Grazie. Questo sei tuo, questo è mio. Ma che è il McDrive? Pazzesco. Cin. Salute, ragazzi. salute. Ma che servizio è? Vabbè, che bontà. Certo che da McDrive a McWine è un attimo. Grazie, Igor. Viva! Bellissimo. Per non farci mancare niente ci regalano anche le bottiglie direttamente dalla grata qui del bar. Said, è per te questa, Dal produttore al consumatore. È tuo e questo è mio. Ale. Ma che buon. Guarda che bei gondole, bei gondolieri. Questa è l'arte della città di Venezia. Ecco, buongiorno. Io ho capito che quando Said dice così ha visto patata. E infatti Tac! e ragazzi, in un men che non si dica, lì siamo al ponte di Rialto. Qua bici là. Pazzesco. Che meraviglia. Quando mai mi ricapita una roba del genere? C'è qualcosa da dire di particolare sul ponte di Rialto? 500 anni di ponte. Quando è stato costruito tutti quanti dicevano ah che schifo, è troppo moderno, cadrà. 500 anni dopo è ancora qua. Abbiamo circa 3-4 mila pali in questo lato e altri 4 mila pali in questo lato che sostengono il ponte di Rialto. Una meraviglia, è il più bel ponte di tutta Venezia. Guardate che bellezza. Devo parlare di me? Come no? Non ti sì, devo parlare di me. Ma con tutti i gondolieri che ci sono, proprio uno mona dovevamo prendere. Qui hanno girato The Tourist, di là hanno girato 007. Questo è Said. Una piccola parte. E ridendo e scherzando e tra un bianchetto e un rosso siamo tornati in terraferma. Terraferma. Scarico la bici, va. Ritorniamo ad avere un aspetto da ciclista. Oh, voilà!
Mancava un bel voilà. Vado! Beh ragazzi, quanto è stato bellissimo sto tour, davvero incredibile. Ma ora, visto che avevo rotto e vai fin prima, vi spiego perché si dice ombra de vino in Veneto. Nell'antichità a Venezia esistevano diversi lavori, tra cui i panettieri, gli spezieri, i rigattieri, ma soprattutto le osterie. Beh, puto mettere. E cosa facevano gli oste del tempo? Visto che il vino era una delle cose più richiesta a Venezia e dintorni, manca fuori dal Veneto ciò, i bravissimi oste, ovvero coloro che gestivano le osterie, per garantire una qualità eccelsa del vino veneto, perché diciamocelo è eccelso, portavano la loro bancherella in piazza San Marco, nel luogo più popolato di Venezia. Certo è che un vino caldo di sicuro non avrebbe avuto un buon riscontro per i commensali. Maria Vergine sembra Alessandro Borghese. E quindi i vari proprietari delle osterie spostavano la propria bancherella e il proprio vino seguendo l'ombra del campanile di San Marco, e da qui nasce il detto ombra de vin, anche se in realtà ci sono varie ipotesi, ma questa, considerando da dove arrivo e considerando chi sono, è quella che mi piace di più. È la più bella, dai. Certo è che ne è passata acqua sotto i ponti, ma noi veneti siamo sempre i numeri uno. C'è poco da fare. Quando si parla di vin e de mona non ci batte nessuno. Pioi, che sboro. Ora sappiate che insieme ad Igor e Said ho un'idea che potrebbe totalmente rivoluzionare il vostro pensiero di giornata a Venezia. Visto che è una cosa che abbiamo in cantiere e per la quale servirà del tempo per realizzarla, vi invito a seguirmi su Instagram questo qui, dove appena saranno disponibili le varie informazioni specifiche ve le darò in anteprima. E poi non dite che non ve l'ho detto. Per chi invece volesse fare un tour come quello che ho fatto oggi, vi invito a dare un'occhiata alla pagina Instagram di Igor e del suo tour leader Venice e di chiedere a lui direttamente tutte le informazioni. È una persona speciale che ne sa un sacco di Venezia e soprattutto sa un sacco di monade che sono bellissime da sentire e che sono cose che non tutti vi possono raccontare. Ovviamente potete comprendere anche Said in gondola. Almeno già sapete cosa andate incontro. Fa troppo ridere ragazzi, sono i numeri uno. Ora non mi resta che capire dove sono, perché secondo me Ghost vai a strada di nuovo, e tornare verso Los Angeles. Occhio, guarda che mal culo. Bravo. Mia mamma mi ha fatto col cuco grande, ma col senso di orientamento pari a zero. Robe da matti. Sarei dovuto arrivare adesso, ovvero dopo 130 km, ma ovviamente sbagliando strada un po' di volte. Me ne mancano altri 25 e anche De Saita. Ale! Sta sentando. A parte il tramonto che ha sempre un suo perché, sono davvero felice del giro di oggi. È stato bellissimo, super istruttivo e non vedo l'ora di potervi svelare che cosa abbiamo in mente. Ci vorrà un po'. Ciò che però mi ha più lasciato impressionato di vedere una Venezia così deserta, considerando il periodo, mi ha fatto pensare di quanto siamo fortunati ad avere delle meraviglie simili vicino casa e non abbiamo idea di quante cose nascondono e di quante curiosità non sappiamo, e che siano così prive di turismo nostrano. Ma ragazzi, siamo pieni d'arte, pieni di posti e luoghi meravigliosi, e l'unica cosa che possiamo fare è ritornare a scoprirli. Tornate a viaggiare in Italia e in Veneto, perché è il luogo più bello del mondo. Sì o no? E arrivato a questo punto non mi resta che una cosa da fare: mandarvi mona a tutti quanti. Scherzo ragazzi, grazie mille del supporto, siamo in tantissimi. Vi voglio bene in realtà, alle tipo un po' di più, anche perché sono meno. Sono finito, ci vediamo presto e ci vediamo alla prossima. Voglio andare a bere una birra adesso. Ciao! Oh Said, ma ci sono anche gondoliere femmine, no? Che ne do per sbaglio. E sono carine? No.